I lavori, adesso si parla di riforma tributaria, ossia dell'azione più incisiva nella vita politica di Bruno Visentini. Solo un'inquadratura iniziale: la riforma tributaria avviene nella prima metà degli anni 70, ma dopo un periodo di gestazione che praticamente ha occupato un decennio, a cominciare dalla Commissione Cosciani, che porta avanti un progetto di modernizzazione del nostro sistema tributario. Visentini ne fa parte fin dall'inizio. A un certo punto c'è anche un dissidio all'interno che porta alle dimissioni del professor Cosciani. Abbiamo sentito che Visentini aveva molta stima di Cosciani, però insomma sul piano delle idee ognuno ha le proprie opinioni e quindi ci si trova in dissidio. Come illustreranno i relatori, essenzialmente era il ruolo dell'imposta patrimoniale, il trattamento dei dividendi, la materia che un po' creava queste divergenze. Si dimette il professor Cosciani, prende la guida della commissione il professor Visentini, che la porta a compimento, e quindi il 9 ottobre 1971, quindi esattamente 45 anni fa, c'è la legge delega per la riforma tributaria che poi negli anni successivi trova applicazione. Ecco, questo è il quadro, quindi è il quadro entro cui va collocato adesso l'azione specifica e i singoli elementi della riforma tributaria che sentiremo illustrata dai relatori. Allora comincia il professor Franco Gallo, accademico dei Lincei, professore di diritto tributario, ex presidente della Corte Costituzionale, ex ministro. Seguirà il professor Giulio Tremonti. Voglio ricordare anche la sua affiliazione al nostro istituto gemello, l'Istituto Lombardo di Scienze e Lettere, oltre che naturalmente professore ordinario di diritto tributario, ex ministro, eccetera. Non faccio la rappresentazione del professor Tremonti perché mi sentirei quasi di fare un'azione irriverente rispetto alla sua notorietà. Ecco, ma quindi quello che voglio sottolineare è che in queste due relazioni, che poi saranno commentate dai discussant che vedete al tavolo, abbiamo proprio la compenetrazione di elementi di studio, elementi di azione politica, quindi mi pare il miglior cocktail per avere una visione corretta di cosa fu la riforma tributaria, di cosa ancora rimane, di cosa può eventualmente suggerire. La parola al professor Gallo. Buongiorno, io ho accettato molto volentieri di venire a parlare di Bruno Visentini in questa sede, quindi fare un excursus storico. Quindi io farò una relazione che riprende la logica delle prime due relazioni. E parlerò di Bruno Visentini e non mi farò tentare dalle polemiche politiche o da dire la mia, ci sarebbe tanto da dire sulle politiche fiscali del momento. Sono stato molto onorato di essere venuto perché un po' Visentini ricorda un po' la mia esperienza giovanile, quando il nostro maestro, perché io e Tremonti stiamo alla stessa scuola e siamo ancora amici da tanto tempo ormai, mi decise che dei suoi allievi quello che era più adatto a dirigere la scuola Vanoni, ti ricordi Giulio? Fossi io, forse perché avevo già allora, ero così portato per l'interesse pubblico, mi occupavo di questioni che riguardava il potere pubblico, ero meno propenso all'attività privata, anche se poi ho fatto l'avvocato anche io, come tutti i tributaristi. E allora, come direttore, prima e poi rettore della scuola Vanoni, sono stato coinvolto in un certo periodo nelle commissioni che hanno redatto, non dico la legge delega perché ancora ero troppo giovane, ma successivamente le commissioni che hanno scritto il testo di attuazione della delega fiscale, e quindi ho conosciuto, ho frequentato, ho partecipato a riunioni con Bruno Visentini, siamo stati anche in ottimi rapporti, andavo a trovarlo nel nostro studio a Piazza di Spagna dove aveva quella segretaria che fumava il sigaro, molti di voi se lo ricorderanno, chi non è giovane. E devo dire che quando negli anni 60 si iniziò a pensare a un'organica riforma tributaria,
il Paese, anche se era in forte crescita, perché dopo la guerra abbiamo avuto quel momento felice, però ci trovavamo in una situazione di disordine, di impreparazione, quantomeno dal punto di vista dell'organizzazione amministrativa e soprattutto dal punto di vista fiscale, perché avevamo avuto un testo unico del 58, il testo unico Vanoni, che aveva un po' aggiustato il vecchio sistema, ma ancora il sistema era quello anteguerra. Beh, devo dire che almeno io ho la mia impressione che il risultato di far sì che la politica tributaria non fosse qualcosa di marginale rispetto a quella economica, ma che divenisse in opinione pubblica qualcosa di collegato e connesso, addirittura strumentale alle politiche economiche, questo secondo me proprio è avvenuto in quegli anni 60 quando si preparò la legge delega. E credo che buona parte di questo, diciamo, merito, che poi significa, cosa significa? Individuare un metodo corretto per portare avanti la politica economica. Lo si deve non soltanto a Vanoni, che è stato il primo di tutti, ma anche a professori come Steve, come Gerelli, come Antonio Berliri, come Luigi Vittorio Berliri, il fratello di Antonio che è morto prematuro, ma che era una persona che viveva l'esperienza della politica fiscale e della riforma, come Cosciani, come Luigi De Gennaro e come Visentini. Qual è la differenza fra loro e Bruno Visentini? Che Bruno Visentini ha avuto anche la chance, a lui è toccato di curare, almeno in parte, l'attuazione della riforma della legge delega e di correggerla, sta facendo, perché ha fatto il ministro col governo Moro del 74-75, quindi attuare la riforma, che è del 71, e è stato poi nei due governi Craxi, dall'83 all'87. Quindi Visentini era del gruppo Assonime, per capirci, l'ho detto prima, Gustavo, e non soltanto, ed era però quello che poi è toccato nel bene e nel male di attuare la riforma. Qual era la base culturale del suo pensiero? Almeno a mio avviso, visto che era un raffinato intellettuale, abbiamo detto, era un giurista eclettico, era un allievo di Tullio Ascarelli. Qual era la sua base culturale? Era quella, diciamo genericamente, di un pensiero economico liberale, per certi versi elitario in quel periodo, rispetto a quelli che erano gli animal spirits della classe dirigente dell'epoca. Io confrontavo Visentini con Costa, non so perché, il presidente della Confindustria dell'epoca. E qual era l'obiettivo di queste persone che ho nominato? Era quello di mettere insieme e rendere compatibile la tutela della concorrenza e il libero mercato con il rispetto dei principi di uguaglianza, solidarietà e sostenibilità. Cioè, sono persone che avevano capito, avevano partecipato, avevano scritto insieme ad altri la nostra Costituzione e hanno tentato di applicare questi principi costituzionali nuovi all'economia che stava fluendo. Quindi, in questa ottica, qualcuno l'ha detto prima, mi pare, il pensiero loro era che l'operatore pubblico non era neutrale rispetto al mercato. Il mercato non era autoreferenziale da questo punto di vista, ma bisognava in ogni caso intervenire. Beh, infatti il vicepresidente dell'IRI era Visentini, a volte doveva intervenire, come nel caso della progressività, e quindi lo Stato doveva intervenire incentivando, riducendo la pressione tributaria quando era il caso, aumentandola in altri casi, concedendo sussidi, penalizzando con aumenti mirati le attività economicamente rilevanti oppure stabilizzando l'economia. Insomma, era l'idea dei governi del dopoguerra
quelli che poi hanno girato intorno all'IRI, intorno alla Cassa del Mezzogiorno e così via. Tutto ciò tradotto sul piano fiscale, che cosa significa? Significa la costruzione di un sistema tributario in senso distributivo, allora, e solidaristico, proprio come vuole l'articolo 53 della Costituzione e l'articolo 3 e l'articolo 2. Quindi si abbandona la versione commutativa e contrattualistica, no? Il beneficio, ricordate queste cose che dicono all'università nei primi anni. Bisentini, e con lui soprattutto Cosciani e De Gennaro, hanno ben avvertito che l'aumento della spesa pubblica per le infrastrutture e per i servizi, il processo di industrializzazione avviato dai governi del dopoguerra, aveva messo in crisi i vecchi modelli liberisti, non si poteva più andare avanti col vecchio sistema fiscale. Bisognava avere un sistema di massa, bisognava cioè fare ricorso ai tributi generali e personali sul reddito, proprio quale strumento di finanziamento della spesa pubblica. Questo credo che sia il punto di partenza di tutti questi nostri maestri che hanno lavorato intorno alla riforma tributaria. Insomma, il sistema era troppo vecchio, era troppo disarticolato per reggere l'evoluzione dell'economia, per consentire di finanziare quello che veniva da sotto, che veniva dallo sviluppo. Quindi, e qui, secondo me, abbastanza conseguentemente alla tradizione manoniana, anche per i rapporti fra fisco e contribuente si è cambiato registro, nel senso che si è data una base procedimentale alla funzione distributiva, forse si è anche ceduto a un certo periodo nel procedimentalizzare le sequenze tributarie, però è stato un momento in cui in effetti si dava molta importanza, si è data anche forse troppa importanza in quel periodo a tutte quelle sequenze di atti che iniziano dal processo e finiscono con l'atto di accertamento e così via. Si è sostituita la contrapposizione radicale tra contribuente ed ente impositore, con che cosa? Con un tentativo di pariteticità delle loro posizioni, che è stato poi avanti, si è sviluppato il discorso, poi a un certo punto si è anche bloccato. Si è sostituita la coercizione con la collaborazione e ora stiamo, questi anni, anche adesso, stiamo verso la compliance, stiamo verso un rapporto di maggiore dialogo, il Vanoni moderno, insomma, Vanoni del 58, a che passa attraverso questa esperienza della riforma tributaria fino ad arrivare adesso. Vediamo rapidamente il rapporto fisco-contribuente, ma questo forse è meno interessante, ma vorrei soffermarmi su questo. In fondo, cosa si deve a Visentini? Due riforme importantissime. La prima è la cosiddetta autotassazione. Cioè, rispetto al vecchio sistema per cui il contribuente doveva dichiarare e poi l'imposta veniva liquidata dall'ufficio, questa botta di genio dei nostri amici ha portato appunto a semplificare, ad anticipare le riforme degli altri. Ma questo, lo diciamo spesso, lo dicevamo quando eravamo ragazzi, non era un fatto puramente teorico o frutto di un ragionamento così astratto, così via. La verità è che l'amministrazione non riusciva a funzionare. In un sistema di massa non riusciva a liquidare le imposte, non riusciva a verificare tutte le dichiarazioni. Quindi c'è voluta questa genialità di capire, diamo fiducia al contribuente, facciamogli fare l'autoliquidazione. E questo, a mio avviso, è un fatto più accidentale che un fatto teorico. Poi c'è stato soprattutto, sulla spinta dell'Assonime, questa iniziativa di obbligare tutte le imprese a redigere un bilancio e a essere tassate sulla base di esso, che è il secondo passaggio molto importante. Devo dire che, qui sarebbe da parlare molto di questo, che la generalizzazione della tassazione in base a bilancio era fortemente voluta dalle grandi imprese, dalle multinazionali, dalle Assonime. E si capisce perché, perché conveniva
grandi imprese avere un sistema fiscale che fosse legato a queste regole civilistiche di bilancio. Però tutti avevano dimenticato che di questo passo e le piccole, le minime e le medie imprese avrebbero avuto dei forti danni, insomma, e sarebbero stati in grado da un giorno all'altro da passare da un sistema contingente, tipo quasi reddito normale, a un sistema invece di tassazione in base a bilancio, E questo Visentini l'ha subito capito. E se andate a leggere i verbali della Commissione per la riforma tributaria, e andate a vedere le carte assonime, io le ho viste perché ho collaborato i 100 anni dell'assonime a scrivere quel libro su 100 anni di assonime, abbiamo visto che lui polemizzato fortemente con il direttore generale dell'assonime, pur essendo uomo assonime, in senso positivo, lui diceva che era impossibile pensare di pagare a un artigiano o qualunque piccolo imprenditore le imposte in base al bilancio. Però devo dire che c'è voluto del tempo prima di abbandonare questa regola, ma è stato lui che con le varie Visentini bis, ter, tutti quanti un po' conosciamo storicamente, ha messo in moto un meccanismo che poi ha portato a una sorta di reddito normale, su cui il nostro amico Gerardo ha scritto un bel saggio, che ha liberato i contribuenti minori da questi eccessivi formalismi contabili. La Visentini Ter, quella che ha caratterizzato, ma mi ricordava Tremonti l'altro giorno, che Visentini Ter però si è mossa nel solco aperto dal ministro Formica, che già allora, quando era ministro antecedentemente, si era speso per muoversi in questo senso. Però la Visentini Ter introduce in modo formale meccanismi presuntivi basati sulle caratteristiche dell'attività svolta, sulla dimensione, sull'ubicazione dei locali, sulla dotazione di beni strumentali e sugli addetti. Questi parametri cosa portavano? Portavano a mantenere fermo la regola della tassazione del reddito effettivo per le altre imprese, ma nello stesso tempo riscoprivano quello che era il reddito normale, ma in modo nuovo. E quindi è da allora, da quel momento, siamo negli anni 80, primi anni 80, che parte la legislazione in materia e che ha portato a introdurre, vorrei ricordarlo, qui entrare un po' nell'attualità, prima gli elementi forfettari di determinazione dei ricavi, con legge e con regolamento, poi i coefficienti presuntivi di reddito, ben noti, poi le versioni varie del redditometro, abbiamo avuti tanti secondo i ministri che si sono alternati, poi gli studi di settore, i quali però sono un po' di anni, sono stati messi in crisi dal fatto che la Corte di Cassazione ne ha ridimensionato la loro efficacia, gli strumenti presuntivi. E finalmente, da quello che leggo dai giornali, siamo ora a quegli indicatori di compliance che dicono, almeno leggendo i giornali, che dovrebbero fornire il grado di affidabilità del contribuente. Non ho capito bene esattamente come funzioneranno, però siamo a questo punto. Tutto è partito da Visentini. Non voglio ricordare la orribile minimum tax che è vissuta per spinta della CISL, D'Antoni, nel 92-93 e che il governo Ciampi ha soppresso. Bene, passiamo alla riforma tributaria. Visentini è stato d'accordo con Cosciani nel creare il sistema tributario che poi tutti quanti abbiamo studiato e conosciamo del 71. Quindi un sistema tributario che si puntasse su una imposta personale, generale, progressiva sul reddito e che si accompagnasse a un'imposta sul reddito delle persone giuridiche, chiamiamola societaria, giuridiche, non società,
Devo dire che inizialmente lui non era molto d'accordo con Cosciani. Cosciani era professore di scienza delle finanze, che aveva letto e che aveva studiato in Gran Bretagna, pensava a questa imposta generale. Lui già allora era preoccupato della possibilità, dell'efficienza degli uffici dell'amministrazione. Aveva timore che un'imposta del genere potesse essere determinata e quindi anche accertata. Però poi si convinse che bisognava fare questo sforzo e bisognava però contemporaneamente spingere perché gli uffici fossero più efficienti, perché ci fosse una seconda riforma, quella dell'amministrazione finanziaria. Cosciani lo ripeteva sempre. Un po' più veloce, ne ricordati i tempi. Bene, allora io posso benissimo saltare e andare direttamente al punto centrale. Visentini diventa, in luogo di Cosciani, presidente del Comitato per l'attuazione della riforma tributaria e costruisce questo sistema, almeno teoricamente, nel senso di avere questa imposta personale progressiva generale e affiancarla da un'imposta sulle società, sulle persone giuridiche, ma soprattutto lui pensava di completare il discorso con un'imposta patrimoniale, come ogni paese occidentale dell'epoca aveva sempre questa, diciamo, necessità di distribuire il carico tra un tipo di ricchezza e un altro. Ha portato avanti questo discorso e come ha già accennato Gustavo, ha consegnato un testo che è stato in gran parte accolto dal governo e quindi con la legge delega del 71, ma che proprio è mancante dell'aspetto qualificante, cioè l'aspetto relativo al credito d'imposta. Stiamo ben attenti, non è che tutti noi giuristi o economisti siamo favorevoli ad eliminare la doppia tassazione economica. Gli americani, per esempio, ce l'hanno. Quindi non è che il discorso è quello secondo cui si sbagliava a applicare l'imposta 2 volte. La verità è che in quel periodo storico è prevalso la tesi che la tassazione dovrebbe essere unica e che quindi non doveva esserci una duplicazione di imposta. E questo cosa comportava? Comportava la necessità di eliminarla dando un credito d'imposta corrispondente al soggetto che andava a ricevere il reddito. Io personalmente ritengo che all'epoca il discorso fosse giusto, cioè che fosse giusto non pesare la stessa tipo di ricchezza da 2 tipi di imposta. Ora, ma questa è la mia impressione è diversa. La riforma societaria ci ha dato una SpA in cui il socio non è più un partecipante al capitale e che è coinvolto, è socio, specie per le società grandi, in quanto investe del denaro e vuole avere del reddito che è di capitale. E allora forse il discorso che poi ha fatto lo stesso Tremonti con la legge Tremonti non è sbagliato quello di tassare in capo alla società il reddito di impresa quando viene prodotto e poi tassare in capo al soggetto lo stesso reddito in quanto reddito di capitale frutto del suo investimento. È un discorso insomma, che porterebbe lontano. Tremonti forse ce lo dirà, il problema lo si è risolto in modo parziale, non c'è stata una detassazione completa, ma neanche c'è stata una doppia tassazione. Poi vedremo insomma il discorso in questo momento con l'APEX, no? E con le esenzioni parziali per i dividendi, abbiamo un sistema che deve essere ancora sistemato, diciamo. E allora, visto che devo accelerare, faccio delle considerazioni finali e che riguardano la sorte della riforma e del perché la riforma poi non è stata felice e dopo pochi anni il sistema prodotto dalla riforma è andato in crisi e ha costretto a fare interventi di tipo, diciamo,
di sistemazione o di aggiustamento. Sia ben chiaro, nell'ottica degli anni 60-70 è stata una riforma necessaria. Nell'arco degli anni 60-70 era importante introdurre la progressività, perché lo prevedeva anche una norma costituzionale. Era importante la generalità dei redditi come principio. Era importante questa logica modernizzatrice di cui vi ho appena detto. Però tutto questo aveva un senso rispetto alle circostanze che erano prevalenti al momento della riforma. Questo è un discorso che secondo me è molto chiaro, deve essere molto chiaro. E allora, quali sono stati i difetti della riforma e cosa è successo dopo? Molto rapidamente. Il primo difetto, come già ho detto, è il fatto che si è privato l'imposta personale dell'appoggio di un'imposta ordinaria sul patrimonio. Nella visione di Visentini e Cosciani, almeno la loro visione, il coordinamento fra i due tipi di tributo avrebbe avuto l'effetto, nelle loro parole, di attenuare l'attenzione su una particolare base imponibile, il reddito, e di consentire controlli incrociati che rendessero meno facile e conveniente l'evasione. Questo è un discorso che ci ha provato Visentini a introdurre l'imposta locale, l'ILOR, locale sui redditi, pensando di ovviare a questo inconveniente con questa imposta. E poi anche con l'INVI, l'imposta sugli incrementi di valore, ma non ha dato risultati che loro speravano. Poi la cosa più delicata, io capisco che attiene alle politiche dell'epoca, ma che ha messo in crisi il sistema, è stato quello che la generalità, che era vista e scritta nel 71, non c'è mai stata. Faccio degli esempi. Gli interessi sul debito pubblico non pagavano imposte, erano esenti. Era un debito pubblico rilevante, se fossero applicate le imposte anche minime che dopo sono applicate su quel debito pubblico, probabilmente avremmo avuto un maggiore gettito, ma questo comunque è un'eccezione. E poi appresso agli interessi di debito pubblico abbiamo avuto anche un assoggettamento degli interessi sui depositi bancari, titoli da reddito fisso, il debito pubblico e altro ancora, a un'imposta sostitutiva, e tuttora l'abbiamo. Non è che cose molto cambiate. Per redditi di terreni fabbricati, già allora il catasto era quello che era, per cui non aveva senso pensare a un reddito immobiliare corrispondente alla realtà. Insomma, il sistema nel 75-80 non è riuscito a decollare abbastanza e quindi si è creato quello che Antonio Pedone chiama, no? Quel percorso da tartassati ed evasori, no? Con le conseguenze che tutti quanti sappiamo. E allora io penso che, dovendo concludere, e tornando quindi a Bruno Visentini, io penso che il personaggio era un personaggio coraggiosissimo. Io l'ho vissuto 35-40enne e l'ho visto lavorare e devo dire che lui aveva questa logica, da quello che mi è sembrato di capire, nei rapporti col Parlamento, con i sindacati, con l'amministrazione pubblica, con i contribuenti, invitava questi interlocutori suoi, questi personaggi, a fare i conti con i termini reali, con i tempi tecnici necessari per far funzionare un sistema. Insomma, mi metteva di fronte alla realtà. Egli era un tecnico indipendente prestato alla politica, ma non era rinunciatario, non era il tecnico che si rimetteva, questo è importante, che si rimetteva al partito dominante. Era un tecnico che, posso dire qualcosa forse, che nel governo Craxi si è fatto rispettare da Craxi. Mi dicono, almeno dicevano, che l'unica persona di cui Craxi non aveva voglia di stare a discutere e che ha sempre accettato come logica di politica fiscale era Bruno Visentini.
Credo che sia esatto per chi ha vissuto quell'esperienza. E quindi egli era uno, lo diceva, l'avevo trovato una frase sua, non servono prospettive di ulteriori riforme faraoniche nel nostro sistema tributario oltre quella varata del 71. Occorrono specifici interventi attuativi della riforma, utili fiscalmente ed economicamente, dai quali possono derivare gettiti permanenti di una certa consistenza. Diceva, prima di tutto, le misure amministrative, e questo è qui il punto più debole del nostro sistema. Perché? Perché significa capacità di intervenire efficacemente sul modello organizzativo della pubblica amministrazione. Ora, lui aveva ben presente questa situazione e capiva la difficoltà di attuazione della riforma o di portare avanti il suo discorso. Però era anche diffidente di un Parlamento che era troppo, diciamo, leggero, era troppo rimesso agli interessi particolari. E questo pare molto chiaro da quest'ulteriore dichiarazione che mi ha colpito. Dice, se il Parlamento è l'arbitro, come vuole la Costituzione, della politica tributaria proposta dal governo, esso non può però ignorare le ripercussioni delle proprie scelte del Parlamento sulla vita e sulla funzione del governo. Molti di voi ricorderanno, questo mi è rimasto molto impresso, quel famoso discorso che fece negli anni '80 in Parlamento Visentini, in cui, in polemica col Parlamento che non voleva fargli passare alcune sue proposte e accusando il Parlamento di essere corrivo agli interessi particolari, disse con molto orgoglio questo: evidentemente, poiché nella nostra legislazione si tratta di materia che richiede l'intervento del Parlamento, il vostro giudizio può essere diverso da quello del governo e a esso ciascuno dovrà sottostare, per primo io stesso, ma in questo caso non più come Ministro delle Finanze, bensì come cittadino che si sottopone e subisce, anche quando la ritenga erronea, la volontà della maggioranza. Questo non capita spesso di sentire un ministro che prende questa presa di posizione e che ha questa forza di dire queste cose. Allora, cosa vuol dire quindi Bruno Visentini quei 20 anni in cui è stato Ministro delle Finanze o comunque ha gestito la cosa pubblica dal punto di vista fiscale? Significa che con lui emerge una visione della politica tributaria non più come gamba zoppa di una politica economica, ma come momento essenziale della politica economica. Il fisco entra come fatto succedaneo, strumentale, connesso, ma rilevante quanto qualunque politica economica. Ora, se devo dire per concludere, se trasferiamo questa considerazione al tempo attuale, questa linea di Visentini cosa mi fa pensare? Fa pensare che oggi noi non soffriamo tanto della carenza di un nuovo disegno riformatore, che pure ci vorrebbe a 50 anni dalla riforma, ma soffriamo forse della inesistenza delle condizioni politiche perché esso, progetto di riforma, sia concepibile e attuabile. Grazie. Bene, grazie. Ricordo che il professor Gallo ha scritto la memoria che sarà quindi